il segno, quelli che non vorresti mai, sembrerebbe tutto normale. Ragazze e ragazzi, solo per ringraziarvi, perché sembrerebbe che siamo noi ad ospitarvi, in realtà è vero il contrario. Per noi è un orgoglio avere questa istituzione scolastica nel nostro territorio, cerchiamo di difenderla e di aiutarla e di collaborare in tutti i modi, e quando si realizzano non solo momenti simbolici, significativi come quello che abbiamo appena vissuto, ma in generale un percorso di crescita, di educazione, di attenzione e di sensibilità. Che non capirai, un amore violento, inquietante, che però non denuncerà mai. Perché? Siamo qui oggi in rappresentanza dell'amministrazione per appunto questo importante evento che si sta svolgendo, che dà la possibilità non solo di ricordare Giordana, che ha frequentato appunto questa scuola, ma allo stesso tempo di ricordare le vittime del femminicidio. Aggiungo che mi preme ringraziare il preside Rapisarda e tutto il corpo docente del Lombardo Radice oggi presente, ma non solo. Devo dire che la collaborazione, la stretta collaborazione che come amministrazione abbiamo appunto con il Lombardo Radice, dicevo poco fa appunto nel mio intervento, credo che sia veramente molto significativa. Abbiamo noi a cuore sicuramente i ragazzi, ma devo dire che veramente quello che dà questo istituto è veramente da premiare, perché con la collaborazione che abbiamo stretto dal primo minuto, si può dire, su tutti gli eventi portati da noi come amministrazione, ma anche da parte appunto della stessa Lombardo Radice, sono sempre stati accolti da entrambi, quindi camminiamo in perfetta sinergia per la popolazione scolastica, per tutto il territorio e per quello che può essere appunto il futuro di questi ragazzi. In un lampo il buio più nero e poi l'hai ridotta così. Perché? Perché? La dolcezza dei giorni più belli, la vita che cambia, lo so, sembrerebbe un amore malato, ma chiamarlo amore non si può.